Fare approfondimenti di questo tipo, direi alternativi rispetto alla storiografia ufficiale della Grande Guerra, è utile per far capire le sofferenze che hanno patito i soldati in trincea, ma anche le popolazioni a cui veniva purtroppo razionato, tolta la possibilità di raccogliere il grano e a cui veniva data la tessera nonaria, che diventava veramente una costrizione incredibile. Quindi sofferenze, aneddoti, situazioni che hanno visto la Grande Guerra purtroppo protagonista in Veneto, con appunto passaggi non sempre giustamente messi in luce. Questo libro serve a far capire quanto difficile è stata la situazione nel Veneto in quegli anni. Con orgoglio oggi presentiamo questo libro nato dall'idea di alcuni nostri associati, e come gruppo panificatori UNASCOM Confcommercio Treviso abbiamo voluto ricordare l'importanza del pane dopo 100 anni della Grande Guerra. Finalmente diamo un po' di attenzione a quelle che erano le condizioni materiali della vita in trincea. Siamo entrati in realtà in trincea, siamo entrati a vedere cosa mangiavano. Io parto da quella che era la situazione delle campagne venete prima della guerra, lo sforzo che sostengono durante la guerra, i livelli alimentari che avevano, come ci si alimenta e dopo soprattutto le conseguenze, perché è uno sforzo enorme quello che viene chiesto al paese, e in Veneto in particolare. Si pensi soltanto per esempio alla parte del Veneto, della provincia di Treviso e il Friuli, che viene occupata, cioè 1 milione di soldati austro-ungarici che arrivano e mangiano quello che nel territorio c'è. Se mangiano loro non mangiano gli altri. E poi il tema del pane, perché bisognava fornire 1 miliardo e 200 milioni di razioni di pane in 3 anni ai soldati al fronte. Furono 3 gli elementi caratterizzanti e decisivi della Grande Guerra, ossia la mitragliatrice, il filo spinato e la fame. Ora per la mitragliatrice e il filo spinato riuscirono i contendenti a mettersi in pari in breve tempo, per la fame invece la bilancia fu a sfavore degli imperi centrali. Già nel 1906 l'ammiragliato britannico aveva pianificato il blocco navale che mise alla fame Germania, Austria, Bulgaria e Turchia. Ma la fame poi ovviamente si diffuse ovunque, per il semplice motivo per esempio che in Italia noi eravamo tributari per quanto riguarda gran parte delle forniture di pane, alla Russia con il Taganrog e alla Romania, per cui dovemmo rivolgerci all'America, Nord e Sud America, ma ci fu da scegliere armi, materiali per l'industria bellica o carne e pane. Ovviamente si privilegiò la prima scelta e quindi la gente dovette ridurre la propria dieta quotidiana del pane, della carne e di tanti altri alimenti, per cui soffrirono tutti, soffrirono i soldati che rischiavano la vita al fronte, ma soffrì la popolazione civile in tutto il paese. È una tematica che rientra nella linea editoriale della nostra casa editrice, in quanto noi siamo di Vittorio Veneto e sappiamo che Vittorio Veneto è una pietra miliare della storia della Prima Guerra Mondiale. Quindi è con particolare soddisfazione che abbiamo partecipato a questa iniziativa editoriale.